Na 10 lire. Era mezz'ora che aspettando il tram, appoggiato che spalla in faccia al muro mi senteva sti tre. O marito, la moglie e un guaglione pallida, malaticcia, che diceva, mamma, t'aggi detto finisce, non vede, per la strada guarda la gente, andiamo in genere, ma che volimmo fare? La poverella con una mallardina in capo, una veste vecchia, nera, scolorita, si guidava a Lucca. Infame, senza cuore, senza scuorno, con un figlio malato che ha bisogno, che sta male. Ha il coraggio di dire che me ne importa, se sta malato se ne va all'ospedale. E o guaglione, mamma, è tutto questo per una 10 lire, per una 10 lire che ci ho cercato, ci serve per mangiare, e chi non ce la può dare? O marito, l'occhio accigliato, verde, a raggia cercava di mantenere per non schiaffiare. Ci vuole un cuore. Il cappiello sbatteva un coppio di capelli, esso se lo manteneva per non lo far cadere. E c'ha l'amante. E per sta buona donna lascia morire il figlio senza cure. Vedete che pietà. E per se fa ragione, alzava il braccio lo guaglioncello che invece se lo tirava per non se lo far guardare. A nascondeva la facciare da mamma. T'aggi detto vattene, mi seccato. Torna a casa, se no, io marito a minaccia. No, non ci torno. E proprio alla porta mia mi salutava mezza rimbambita. Io non ne posso più per una donna perduta il cervello e m'ha inguaiata assieme a questo figlio. Non me ne importa di me, ma sta anima di Dio, io penso sempre che tiene fame e manco 10 lire, ma ci ha voluto dare. Allora, io così, per dire una cosa, favoritemi il nome di quest'uomo o facciamo chiamare sopra a quest'ora. La vista fa faccia bianca bianca. Mi guardava e tremava per paura. Ha detto, vieni Luigi, andiamo, vieni a mamma. E se ne chiude. Avanzava bene e camminava senza più rifiatare. Un pensiero soltanto, con il marito, poteva passare un guai per mezzo suo, la faceva tremare. E correva la poverella, come se fosse stata secutata. Io mi guardava sparire sti due figure, triste, spaventate. Vicino a me stava il marito, che mi guardava. E mettendo la mano in la sacca, caccia una 10 lire 99. Ma poi di spalle, e se ne va, senza nemmeno salutare. Figlia purista che è la stessa strada che era pigliato il figlio che la moglie. Forse per l'arrivare.